La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Al Comunale di Noventa Padovana la sesta di campionato pone di fronte il Noventa al Carpanedo. Il campionato è quello di prima categoria Girone E. 2 vittorie per i locali di mister Meneghello, ancora a 0 punti l'11 biancorosso ospite che in settimana ha sostituito Donolato con Redi in panchina. Cielo sereno, terreno in buone condizioni, temperatura frizzante. Le formazioni: Noventa Calcio in bianco-verde, Ferrigno, Quaglio, Giacomini, Gavagnini, Cappelletto, Cipriani, Gottardo, Barichello, Fanecco, Daniele, Vavalle. A disposizione di mister Nicola Meneghello, Stefani, Miazzo, Vitale, Ghion, Iscaro, Pulze, Melchiori. Carpanedo in bianco-rosso, Vedovato, Ferrara, Formenton, Squarcina, Tuccine, Grisolo, Chinaglia, Guolo, Baldon, Tisato, Grecea. A disposizione di mister Rossano, Redi, Bottaro, Menin, Trivellato, Mason, Schiavon, Caovilla, Guglielmo. Arbitro il signor Baglio della sezione AIA di San Donà di Piave. La prima azione degna di nota è del Carpanedo, spreca sparando alto Igor Grecea. Azione da manuale del Noventa al 10°. Giacomini pennella per la testa di Daniele che non trova la porta. 3 minuti dopo è Vavalle ad impegnare Vedovato che si allunga e devia. Su azione di rimessa arriva il tiro Fanecco, Vedovato non si fa sorprendere. Alla mezz'ora si fa rivedere in avanti il Carpanedo. Baldon riceve da Tisato ma trova Ferrigno sulla sua strada. Tisato ci prova dalla lunga distanza, Ferrigno va sicuro a far sua la sfera. E si ripete 4 minuti dopo su Grecea. Giacomini avanza e fa partire il sinistro che Tucci di testa devia in angolo. Nonostante le diverse conclusioni, il primo tempo finisce sullo 0-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Dopo 25 secondi Daniele di sinistro impegna Mirko Vedovato. Ancora 90, il bel sinistro di Barichello si perde sul fondo. Perde il contrasto Quaglio, Tisato ci crede e crossa per la testa di Baldon che non sbaglia. Carpanedo in vantaggio al 13°. La reazione del 90 al 28°. Vedovato forse ostacolato, respinge come può. Al limite dell'area ottima la volée di sinistro di Miazzo che trova il portiere fuori dai pali e sigla il pareggio fra le proteste della tifoseria ospite. Senza commenti il fallo al 94°. Su conseguente calcio di punizione il destro di Grecea sorvola di un niente la traversa. Finisce così 1-1 fra Carpanedo e Noventa. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. A 12 minuti dalla fine è arrivato il gol di Miazzo per il pareggio. Raccontaci la rete. Niente, è stato un bel tiro dalla distanza. Ho visto la palla alta e ho detto lo provo e se va è andata e bene così. Secondo te il risultato della gara è il risultato giusto, equo? Risultato, una partita di calcio, ci sta, abbiamo creato occasioni noi, abbiamo creato occasioni loro. È stata una bella partita combattuta e ci può stare un pareggio, sì. È il tuo primo gol della stagione? La stagione sì, primo gol, sì. Nicola Meneghello, mister del Noventa. Allora, primo pareggio della stagione.
Sì, è un primo pareggio della stagione, la partita si era messa anche male perché eravamo andati sotto, secondo me il primo tempo meritavamo qualcosa in più, poi loro che vengono da 5 sconfitte consecutive sapevamo che la partita non era facile, è stata una partita combattuta, secondo me alla fine il pareggio ci sta e mi sembra che sia il risultato più giusto, diciamo così, insomma. Ecco, programma della stagione, dell'anno. Ma noi stiamo costruendo una squadra di giovani, con misti ad anziani, dei giocatori di personalità. Sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine, per noi questo è un punto guadagnato anche se abbiamo giocato con l'ultima classifica, insomma, anche perché penso che loro non si meritino questo posto. Carlo Curti, presidente del Carpanedo. Allora, dopo 5 sconfitte è arrivato il primo punto. Sì, il primo punto che con l'arbitraggio scandaloso meritavamo molto probabilmente di fare anche 3 punti oggi, non perché demeritava l'altra squadra, sicuramente una squadra che ha giocato ai nostri livelli, però con l'arbitraggio scandaloso e il gol che ha dato dopo una carica sul portiere abbiamo perso e non abbiamo portato a casa 3 punti, insomma, ecco, praticamente era una partita questa da portare a casa 3 punti, non ce l'abbiamo fatta, ma ripeto, un arbitraggio scandaloso nei fuorigiochi, un arbitraggio scandaloso nel gol che abbiamo preso che era una carica nettissima sul portiere, l'ultimo qui guarda scadere del tempo, un rigore nettissimo in aria e anche lì insomma ha dato una punizione fuori aria. Va bene, è andata così, ben venga il punto, abbiamo rotto quantomeno il ghiaccio, speriamo bene la prossima partita in casa di portare a casa 3 punti e risollevarsi dalla classifica. Ecco, l'organico che avete messo in piedi vi consente una salvezza tranquilla o avete dei dubbi a questo punto? Beh, diciamo che a questo punto arrivato, visto la partita di oggi, combattiamo per la salvezza, come abbiamo detto fin dall'inizio, con una squadra giovane che abbiamo. E abbiamo fatto 5 partite che le abbiamo perse, ma molto probabilmente mancava qualcosa in campo. Adesso c'è un nuovo mister, sta dando una svolta alla squadra, un'impronta diversa a quella che è lo schema tattico in campo e vediamo che sta riuscendo bene. C'è ancora un po' di confusione, ancora da fare, da giocare, da vedere ancora l'assetto in campo, però siamo sulla strada giusta per arrivare alla salvezza tranquillamente. Rossano Redi, da qualche giorno mister del Carpanedo, è subentrato ad Onolato. Allora, come hai trovato i ragazzi e poi anche come è andata la prima partita? Allora, i ragazzi sono molto preparati atleticamente, li ho visti in forma, difatti anche domenica sono andato a vedere la partita, ho visto un secondo tempo insomma, che sono venuti fuori bene. E niente, la partita di oggi insomma ci sono stati 2 episodi che ci hanno un po' danneggiato secondo me, perché sull'episodio che il portiere è rimasto a terra insomma ha fatto continuare l'azione, abbiamo preso il pareggio, però ci sta insomma nel calcio, purtroppo se l'arbitro non fischia non possiamo fermarci a protestare con l'arbitro, questo io ai ragazzi gli ho detto, purtroppo sono errori di inesperienza perché sono ragazzini insomma e devono imparare e imparano giocando. Igor Grecea forse un po' troppo nervoso oggi. Ma non lo so, io ho parlato venerdì con il ragazzo e ultimamente mi sta manifestando che viene da una stagione scorsa che ha fatto 18 gol mi sembra. E purtroppo aveva avuto richieste, dopo lo sappiamo insomma, quando cominci a perdere e non fai risultati magari i ragazzi bravi pretendono magari recriminano su quello che hanno lasciato andare, ecco, però nel calcio insomma se tutti quanti facciamo le scelte esatte sicuramente Sintetico, con questo gruppo ci si può salvare? c'è tanto da lavorare, intanto il primo obiettivo che abbiamo davanti è cercare di non arrivare ultimi, prima cosa, e poi vediamo, però c'è tanto da lavorare, poi sappiamo com'è il calcio, abbiamo visto anche oggi una partita che potevamo portare a casa il risultato pieno, da un episodio siamo stati condannati, insomma. Questo è il calcio, insomma, no. Non ci si può fare niente, c'è solo da rimanere coi piedi per terra, essere umili, lottare, lavorare e fare meglio che si può. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi.
I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.